Ciao a tutti, oggi vogliamo raccontarvi una delle esperienze più belle che abbiamo vissuto insieme. Noi siamo Eleonora, Francesco e Nicola e siamo stati alla spiaggia di Eserutos, in Sardegna. Ragazzi, che posto! Sì, Eleonora, quando siamo arrivati la prima cosa che ci ha colpito è stata la sabbia. Non era sabbia normale, ma era fatta di tantissimi piccoli sassolini colorati. C'erano bianchi, verdi, azzurri. Sembrava di camminare su una distesa di piccole gemme. Ah sì, io ho trovato un sassolino blu che sembrava un diamante. Ho pensato, questo lo porto a casa come ricordo, ma non si può perché è vietato per preservare questa spiaggia. Sì, è stato davvero divertente, ma la cosa più bella di tutte è stato il mare. Quando ci siamo tuffati non potevamo credere quanto fosse limpido il mare. Aveva dei colori fantastici, dal turchese al chiaro al blu profondo. Sembrava di nuotare in una piscina gigante, ma molto più bella. E quando ho visto i pesci che nuotavano vicino a noi, ho pensato, wow, siamo proprio in un posto speciale. Anche se all'inizio avevo un po' paura, quando ho visto Eleonora e Nicola divertirsi, ho deciso di tuffarmi anch'io. E non è stato così male, anzi mi sono divertito un sacco. Esatto, io mi sono messo subito a fare surf con una tavola di legno che abbiamo trovato sulla spiaggia. Anche se non sono stato molto bravo, è stato divertente provarci, ma la cosa più bella è che dopo il bagno ci siamo sdraiati sulla sabbia, che era così morbida e calda. Mi sembra di stare in un posto magico, senza stress, solo natura e tranquillità. E c'era così tanta natura intorno, ce ne siamo accorti quando abbiamo fatto una passeggiata lungo la spiaggia. C'erano cespugli di rosmarino, piante di lavanda e il profumo dell'aria. Era incredibile. Ogni tanto ci fermavamo a respirare profondamente e sembrava di essere in un sogno. E poi c'erano anche delle piccole calette nascoste tra le rocce. Abbiamo trovato una caletta tutta per noi e ci siamo sentiti come degli esploratori. Ah sì, e mentre ci divertivamo, così abbiamo visto anche alcuni pescatori arrivare con le loro barche. Sono passati proprio vicino a noi. Ci hanno fatto vedere le reti piene di pesci. È stato interessante vedere come lavoravano le persone che vivono qui. Davvero un'altra vita. Già, è stata una bella scoperta. Ogni volta che venivano a riva sembravano così tranquilli, come se la vita qui fosse tutta un'altra cosa, lontana dalla frenesia della città. Esatto, è proprio questo che mi è piaciuto tanto di Eserutos. È una spiaggia che non è troppo affollata, ma ha una cosa di speciale. C'è la natura, il mare e la pace che ti fa sentire in armonia con tutto. È vero, è come se il mondo fosse più lento. Lì la sabbia colorata, il mare cristallino e il silenzio ci hanno fatto sentire davvero felici. Non c'era niente di troppo caotico, era un posto dove se ti fermi un attimo ti rendi conto di quanto la natura sia perfetta. Quindi se vi capita di andare in Sardegna non potete perdervi questa spiaggia. È davvero unica e vi farà sentire come se foste in un posto magico. Assolutamente, magari se ci andate immaginate di essere come noi, a fare giochi, esplorazioni e ammirare il mare cristallino. Sì, perché se riuscite a guardare la natura con occhi curiosi come facciamo noi, vi rendete conto che anche le cose più semplici possono diventare straordinarie. Grazie per averci ascoltato e speriamo che vi sia piaciuto il nostro racconto. A presto! E se andate a Eserutos fateci sapere com'è andata. Ciao! Ciao a tutti, alla prossima avventura! Ciao!